Sumiamo. Ci serviranno 500 g di farina 00, 100 g di zucchero semolato, una bustina di lievito per dolci, mezzo litro di sapa, la scorza di un'arancia tostata in padella e tagliata a listarelle e 400 g di frutta secca, in proporzioni che potete scegliere voi, che devono comprendere comunque noci, mandorle e uva. Iniziamo. Iniziamo versando la sapa nel recipiente. Ora aggiungeremo lo zucchero e amalgamiamo il tutto. Una volta fatto questo, cominceremo ad aggiungere a pioggia la farina, i 500 g, e dopo, dopo aver aggiunto la farina, continueremo con aggiungere tutti gli altri ingredienti. Proseguiamo dunque con la farina, aggiungendola lentamente e facendola incorporare piano piano. Quello che otterrete sarà qualcosa di questo tipo, quindi non spaventatevi perché è veramente molto densa. A questo punto andremo ad aggiungere la frutta secca e il resto degli ingredienti. Aggiungiamo a questo punto la frutta secca. Dopodiché continuiamo a girare. Aggiungiamo la scorza d'arancia. Mescoliamo e solo in ultimo aggiungeremo il lievito. Una volta aggiunte tutta la frutta secca e tutti gli ingredienti saremo arrivati a questo punto, un impasto veramente molto denso. Quindi a questo punto andiamo ad aggiungere il lievito. Mescoliamo per bene, quindi andremo a mettere nei nostri recipienti imburrati e infarinati. In questo caso ho scelto questi due recipienti molto carini e quindi andremo ad infornare. Ora siamo pronti per infornare e inforneremo in forno caldo a circa 180 gradi. Poi verificate chiaramente la cottura e generalmente ci vuole una mezz'oretta. Però dipende anche dalla teglia che avete utilizzato e dalla forza del vostro forno, quindi controllatelo periodicamente. Dopo circa 35 minuti di cottura, questo è il risultato. Ora lascerò raffreddare leggermente la tortina, dopodiché cercherò di tirarla fuori dagli stampi. E questo è il risultato. La assaggerò per voi.